Buonasera e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia, di esegue i titoli più importanti del pomeriggio. Sono 8 i manager della sanità tra i 18 nominati nei giorni scorsi da Schifani ad avere procedimenti penali in corso. È emerso dalla seduta della Commissione Affari Istituzionali dell'ARS, che oggi si è riunita per valutare le scelte del governatore siciliano. Arrivano in Sicilia quasi 7 miliardi di euro con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Tra i settori in cui la Regione investirà rientrano i termovalorizzatori e il ponte sullo Stretto. Ci spostiamo nel siracusano, dove sono giunte ai titoli di coda le indagini che vedevano coinvolti gli amministratori di 2 residenze per anziani, omicidio colposo ai danni di 6 pazienti e violazione delle norme di prevenzione per il contagio da Covid, questi reati contestati agli indagati. La Giunta regionale ha dichiarato, su proposta dell'assessore all'agricoltura Luca Sammartino, lo stato di crisi ed emergenza siccità per il settore zootecnico. Il presidente Schifani ha garantito azioni concrete per aiutare i lavoratori in difficoltà. In conclusione il meteo, il sole esce di scena lasciando il ruolo di protagonista al maltempo, che ancora per qualche giorno continuerà a rivendicare la sua presenza in Sicilia. Per domani la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per il settore sud-orientale della regione. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito e buona serata.